Ma ti stai rubando il posto mio? Ah, già fatica? Ridi. Aspetta, mi metto a buongiorno. Io già faticato. Allora ragazzi, buongiorno a tutti, da Paolo Orlando delle Garage Mare Viaggio per quanto riguarda il canale Ricette da Sballo. Oggi faremo un qualcosa di veramente squisito, impegna molto tempo, da come avete visto il tortano napoletano, alias il casatiello napoletano. Allora, noi avete visto anche dal titolo senza sugna, insomma la sugna non è l'elemento principale del casatiello, del tortano, perché quindi se non avete la sugna lo potete fare ugualmente il tortano, non c'è bisogno della sugna. Io non metto la sugna perché a me non piace, non metto la sugna proprio perché odio questo effetto di troppo grasso, quindi noi non l'andremo a mettere e quindi faremo un casatiello senza la sugna. Quindi gli ingredienti, logicamente come ogni casatiello, logicamente come ogni ricetta bisogna rispettare, bisogna fare delle regole ben precise. Le regole principali per questo dolce sono praticamente la lievitazione, molto importante. Ora ci spostiamo da quest'altro lato. La lievitazione è molto importante, la cottura è molto importante, quindi bisogna osservare delle regole. Questa è una cosa molto importante. Allora, adesso io vi presenterò gli ingredienti per fare la pasta, dopodiché vi presenterò gli ingredienti per fare poi il ripieno. Quindi faremo tutte e due cose, le faremo completamente separate in modo che si capiscono meglio tutte le cose. Ok, quindi prendete appunti. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti che servono per realizzare questa torta salata napoletana, che è un qualcosa di straordinario. Questa ricetta la dedico completamente a Gigo Renzulli, che sarebbe il chitarrista dei Destino. Ciao a tutti e a tutti, tutte le Garage Mare Viaggi. Voilà ragazzi, come vedete mi sono anche preparato di camice. Allora, una bella scodellina del genere. Poi, allora, mezzo chilo per questo tortano, per questo tipo di tortano, mezzo chilo di farina. Possibilmente prendete la farina per fare il pane, ci stanno proprio in commercio tanti tipi di farine. Allora, 3 cucchiai di olio di semi di girasole. Logicamente ragazzi prendete sempre prodotti buoni perché lo fate per voi, e quindi allora o prendete un lievito da 25 grammi su per giù, non so, credo che sia 50 grammi, un lievito di birra, oppure prendete per mezzo chilo di farine, queste andrebbero bene per 700 grammi, prendete le bustine di lievito, quello granulare. Però qua dovete fare attenzione perché molte bustine a volte non arrivano ai grammi che vi servono, perché a volte magari sono di 4 grammi. Voi dovete fare nel totale una trentina di grammi di lievito, questa è una cosa molto importante, altrimenti la pasta non cresce. Non ne mettete poi troppo perché altrimenti sa troppo di lievito. 400 grammi di acqua, su per giù sono 2 bicchieri e mezzo, 2 cucchiai rasi no pieni di sale con miscelato un pizzico di zucchero, e del parmigiano e pecorino che noi andremo praticamente in questo momento a far diventare polvere. Ok, allora iniziamo la lavorazione. Molto semplice. Prendete un po' di acqua calda, un bicchierino, mezzo bicchierino di caffè. Ok, allora noi andremo a mettere adesso l'acqua calda con le 2 bustine di lievito, fatelo scendere tutto, mi raccomando.
aggiungerete il nostro sale e incominciate a miscelare un poco, in modo che incominciamo a dare l'attivazione al nostro lievito. Allora, quindi man mano aggiungerete praticamente la farina. Quindi aggiungete una bella quantità, incominciate ad aggiungere anche un po' di acqua. Se non bastasse aggiungete sempre un altro po'. Ok, aggiungete l'altra farina. Aggiungete gradatamente l'acqua fino ad ottenere un impasto abbastanza omogeneo, per ottenere il massimo. Aggiungete praticamente adesso un po' di tutto l'olio. Mi raccomando che l'olio deve essere l'olio di semi di girasole, non mettete l'olio d'oliva perché altrimenti diviene tutto troppo pesante. Aggiungete un altro po' d'acqua se richiede. Aggiungete il formaggio. Più cose aggiungete e più buono diventa. Ok, arrivate a questo punto che voi già avete creato, quindi la parte diciamo dell'impasto, mettete la farina qui sul piano e continuate a lavorare qui sul piano, aggiungendo sempre un po' di farina se richiede. Quindi impastate per una decina di minuti. Come vedete ragazzi, già è uscito un bel panetto, quindi schiacciate, premete. Quando avete ottenuto una pasta che è bella, gommosa, come in questo caso che sta uscendo, praticamente bella gommosa, significa che la pasta è praticamente pronta per essere cresciuta. Ok ragazzi, quindi abbiamo ottenuto, vedete, il nostro bel panetto, voilà. Allora adesso mettete un po' di farina per non farlo attaccare dopo qui nel ruoto, mettete il nostro panetto, mettete un canovaccio sopra e fatelo crescere per 2 ore in un ambiente riscaldato. Quindi se fa freddo, come in questo caso a Parigi oggi sta a -2, -3 con la neve che è alta circa 1 metro, non conviene qua in cucina, ma conviene bensì nella stanza dove sto io, che ci stanno i riscaldamenti accesi. Allora qua bene, allora 2 ore di lievitazione. Ok, allora a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Adesso vi presento e quindi cominceremo a fare gli ingredienti che servono per fare il ripieno. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto questa prima operazione, sono andato a mettere il nostro tortano praticamente a crescere. Quindi prima cosa, pulizia classica di noi italiani, e quindi puliamo e poi dopo incominciamo a tagliare quello che serve per il ripieno. Voilà ragazzi, vedete, ogni operazione è molto importante, fate sempre prima le pulizie in modo che dopo alla fine non vi ritrovate un cumulo di cose. Allora ragazzi, adesso vi mostro gli ingredienti che servono per mettere nel tortano, quindi fare il ripieno del tortano.
Allora ragazzi, per quanto riguarda il ripieno del tortano, allora per quanto riguarda il ripieno del tortano, diciamo che è una cosa fatta a scelta. Per un mezzo chilo di tortano, cioè per un mezzo chilo di farina che noi abbiamo utilizzato, fuoriesce un gran bel tortano. Quindi è consigliabile mettere mezzo chilo di cose miste, intesi come salami, pancetta, prosciutto cotto, formaggi, eccetera, e c'è mortadella come in questo caso. Più ne mettete e praticamente meglio è, perché una parte andrà a sciogliersi, diciamo, con la pasta, l'altra parte, che magari è più doppia, verrà a pezzi nella pasta, quindi viene tutto molto saporito. Adesso quindi io vi presento man mano gli ingredienti che metterò, e in più abbiamo bisogno di 6 uova. Allora, o 6 o 5 uova, dipende da quanto è grande il vostro tortano. Allora, le uova non andranno all'interno, noi non le metteremo, voi le potete mettere all'interno, potete farle sode e poi le fate a pezzi. Noi invece le metteremo direttamente fresche, non sode, sul nostro tortano quando una volta sarà cresciuto. Quindi questo è un procedimento che faremo tra poco. Comunque, allora adesso io ho scelto come ingredienti della pancetta, del salame, della mortadella, del prosciutto cotto. Questo è per quanto riguarda i salumi. Per quanto riguarda i formaggi, prenderò un po' di scamorza fumé. Mi raccomando che i formaggi devono essere quelli secchi, non quelli che cacciano acqua, tipo mozzarella o tipo provola. I formaggi devono essere secchi, potete mettere quello che volete voi. Allora io metterò un po' di scamorza fumé, del provolone del Monaco, del Edam, qua in Francia lo chiamiamo Edam, formaggio olandese, del formaggio di capra, di pecora, sardagnolo, e un poco di parmigiano. Quindi iniziamo a sminuzzare. Voi potete, io consiglierei di dividere tutti gli ingredienti, una parte salumi e una parte formaggi, ok? Quindi prendendo magari delle ciotole del genere. Quindi iniziamo l'operazione. Non tagliateli troppo fini, ma neanche troppo doppi, a cubettini, come si presenta per esempio questo prosciutto cotto. Guardate, voilà. Già si presenta comprato così, già tagliato, anche se personalmente non mi fido. Voi potete comprare anche quelle cose fatte in salumeria già tagliate, già sminuzzate, però a me personalmente non piacciono, che loro ci vanno a mettere anche il prosciutto cotto che magari ha perso di vitalità. Allora, quindi noi andremo a tagliare la nostra mortadella a cubettini sempre. Allora, quindi mettiamo un po' di salame, questo è poco ma sicuro. Voilà. Allora ragazzi, può bastare per quanto riguarda di salumi, date una mischiatina così, in modo che si staccano tutti i pezzi, in modo che dopo, quando andate a prendere la manciata per inserirla nel tortano, sono già tutti ben separati. Voilà. Allora, quindi arrivate a questo punto, mettete, nel frattempo che dovete fare tutto il tortano, mettete il foglio di pellicola sopra. Voilà. Voilà. E quindi fate la stessa cosa con il formaggio, e questo lo potete anche cominciare a mettere in frigorifero. E quindi ripetiamo la stessa operazione con i formaggi. Quindi prendiamo dell'auricchio, prendete già mischiato, voilà, e quindi fate lo stesso procedimento con
la pellicola e mettete in frigo, aspettate le 2 ore e poi si ricomincia un'altra volta. Ok, e quindi riponete in frigorifero, pulitina, sistematina, e a più tardi tutte le garage mare viaggio. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della preparazione. La prima cosa essenziale è quella di mettere dell'olio sulla teglia che voi avete scelto. Caso mai voi non avesse questo tipo di teglie che ha la parte centrale bucata, potete prendere anche una di questa normale, un po' più grande ovvio, e mettere quindi un bicchiere al centro. Vi faccio solo vedere. Una volta che la pasta sarà ricresciuta, voi togliete il bicchiere ed infornate, ok? Questo vale per qualsiasi tipo di grandezza. Allora adesso andiamo a prendere la pasta. Voilà, come vedete la pasta è ben cresciuta, adesso la faremo decrescere. Adesso come si fa? Vi faccio vedere. Prima cosa però importante, mettere dell'olio qui e quindi passare l'olio da tutte le parti, mi raccomando, da tutte le parti. Ok, una volta fatta questa operazione, un po' di farina qui, si prende la pasta, si aggiunge un po' di pepe e praticamente adesso non è che si lavora così, si deve stracciare praticamente la pasta, guardate. Quindi la stracciate e la miscelate per bene. Voilà. Adesso dovete cercare praticamente di stenderla, la potete stendere pure con le mani così. Ok, io utilizzerò un mattarello, andiamo così a stendere la nostra pasta. Quindi andiamo a mettere gli ingredienti che abbiamo preparato. Voilà. Adesso mettete il formaggio, mi dispiace che trema, per la lavatrice non ci posso fare niente. Non so se voi riuscite a vedere tutto. Adesso dovete cercare di arrotolare il tutto. Quindi arrotolate, logicamente se la pasta si attaccasse voi vi aiutate con un coltello, non so, con qualcosa che vi potrebbe essere utile. In questo caso a me non si attacca semplicemente perché ho messo la farina. Ok ragazzi, allora una volta fatto questo procedimento prendete la teglia e mettete al suo interno, cercando di allungare, se l'avete fatta piccola come ho fatto io. Non dovete troppo calcolarlo, la perfezione a volte può essere dannosa per la qualità proprio dei cibi, quindi è meglio una cosa che non è
troppo bella magari da vedere, però che sia poi il risultato, che sia buono, no? Ok, adesso dovete lavare le uova che sono fresche, non sono cotte, quindi attenzione al procedimento. Vi ricordo che le uova non sono sode, sono fresche, quindi un procedimento molto delicato. Quindi mettete l'uovo, premete un po' così, voilà. Allora la pasta adesso tenderà a crescere attorno alle uova, non porterà le uova in alto, la pasta tenderà a crescere attorno alle uova fino a quando normalmente si dovrebbero ricoprire. Logicamente io non so se riesco a farlo fare questo effetto, perché altrimenti diventa troppo alto. Allora fate adesso lievitare per un'altra ora e mezza, quindi poi lo andremo a infornare a 180 gradi per un'oretta. Allora se voi lo fate lo fate più grande, praticamente immaginate che ci vuole sempre più tempo, quindi io consiglierei di farne 2 piccoli, in modo che intanto è la stessissima cosa, ne fate uno, ne fate 2, è la stessissima cosa. Allora quindi adesso in un ambiente sempre caldo lo fate crescere sempre con il famoso canovaccio sopra, così. Ok? A più tardi su Telegarage Mare Viaggi per infornarlo. Ta-da! Avete visto com'è cresciuto? Allora ragazzi, adesso in forno a praticamente 200 gradi, in forno per quasi un'oretta, ok? Mamma mia, che ci arriviamo proprio, compa. Voilà. Mamma mia, Cico! Se stai vedendo il suo video ti sente un odore per la casa che non te lo puoi proprio immaginare, quindi potresti fare benissimo un regalo a tuo figlioletto. Allora adesso però dobbiamo controllare la cottura. Come si controlla la cottura? Come si controlla? Con lo stesso metodo dei dolci. Allora in poche parole prendete uno stuzzicadente, lo infilate nella pasta, se fuoriesce umido ve ne accorgete, e con qualche pezzettino di pasta attaccato significa che deve rimanere ancora, ok? Molto importante. Deve rimanere ancora, vedete, fa qualche granellino di pasta, non so se voi lo riuscite a vedere, quindi praticamente aspettiamo, quindi dopo vi faccio vedere il capolavoro terminato. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Ta-da! Mi dispiace ragazzi se ho rotto un uomo, fa niente, vabbè, comunque adesso è meglio tirarlo fuori. Attendez, attendez, et voilà, et le jus en fer. Ta da 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 da, o casa di Paolo, na 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 na, o schiattiamo un po' piano.
quanto è grosso, ah! Guardate quanto è venuto bello sto casatiello. È caduro, è caduro. Ah! Ah! Ma da morire la vecchia che tengo in da casa. Ah! Guarda da morire. Ah! Te! Guardate qua quanto è bello sto casatiello, guardate! Guarda! Mamma mia! E chi ti lunata? Ragazzi, ciao a tutti! È stata veramente un'esperienza incredibile, Gigo, mi raccomando, vai piano, degustatelo con un po' di insalatina. Ciao Fre, ciao a tutti!